Rossella Carlino, assessore alla solidarietà sociale, nasce la farmacia sociale a Favara. Sì, è un progetto molto ambito che ho voluto portare avanti sin dal mio primo insediamento a Favara come assessore alla solidarietà sociale. Questo perché farmacia sociale appunto per dare la possibilità a tutti di curarsi, anche alle persone che non hanno le possibilità economiche per farlo. Come funziona? Funziona in questo modo: abbiamo appena sottoscritto una convenzione trilaterale, quindi tra Ordine dei Farmacisti, Ordine dei Medici e Comune di Favara, dove ognuno farà la sua parte, nel senso ci saranno i medici che metteranno a disposizione le campionature dei medicinali, quindi quelli che hanno gratis dagli informatori medici, che verranno trasmessi alle farmacie, e quindi i farmacisti con l'associazione di volontariato che vige all'interno dell'Ordine dei Farmacisti metteranno a disposizione farmaci gratuitamente alle classi appunto meno abbienti, che non potranno permettere di acquistare il farmaco. Naturalmente la categoria di farmaco sarà in relazione a quello che si ha a disposizione, quindi periodicamente. Ci sarà quindi un'attività tra le tre parti. Il Comune di Favara stilerà una sorta di albo, di elenco, quindi dove ci sarà la possibilità di farne parte per avere determinati requisiti, quindi ad esempio ci sarà un limite di ISEE, e questo avverrà appunto nei prossimi giorni tramite avviso pubblico. Ci sarà la possibilità quindi di iscriversi per questo albo, e il Comune selezionerà appunto le persone che hanno i requisiti per partecipare a questo albo, e con determinati passi si potrà andare a ritirare il farmaco all'interno delle farmacie, che poi si metteranno a disposizione per eseguire questa azione di volontariato. È una cosa molto bella che nasce a Favara, è forse l'unico comune diciamo che ha impostato una soluzione di questo tipo. All'interno sempre di questo progetto abbiamo un altro progetto che sarà la raccolta di farmaci, e questo lo si può fare grazie alla disponibilità poi dei privati. Ad esempio, se io ho un farmaco prossimo alla scadenza, o comunque che non utilizzo più perché sono guarito, o comunque perché è in eccesso, posso consegnarlo sempre a questi farmacisti, che poi lo distribuiranno naturalmente sotto prescrizione medica. Si tratta di qualsiasi farmacia o ci sono delle farmacie apposite? Ci sarà un elenco dei soggetti che si metteranno volontariamente a disposizione, e poi che individuerà naturalmente l'Ordine dei Farmacisti. Il tutto comunque sarà reso pubblico alla cittadinanza a breve. Vorrei pertanto ringraziare per la riuscita del progetto abbastanza ambito il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti, il Dottor Pace, e il Presidente dell'Ordine dei Medici, il Dottor Puma.